Serata particolare, terrazza in piazza ad Adria, siamo con Paolo Marani, ormai conosciutissimo barman, con il consulente Padovan. Il perché di questa serata, Paolo? Abbiamo deciso di fare una serata tra amici, tra le varie categorie di associazioni, per dire anche noi qua ad Adria le nostre problematiche in questo momento difficile. Veniamo da 2 anni di Covid che ci ha spremuto fino all'osso, ci hanno dato l'aiuto allo Stato gentilmente, ma abbiamo pagato solo le bollette con questi aiuti qua. Adesso dobbiamo iniziare a ripartire, ma arrivano di nuovo altre bollette e altre cose. Allora abbiamo invitato anche il sindaco di Adria, che faremo presente anche lui queste problematiche. Allora noi come commercianti chiedevamo all'amministrazione comunale se poteva congelare ancora per 1 anno il discorso del suolo pubblico, che l'anno scorso ci ha dato una bellissima mano per poter andare avanti e tenere aperto le attività. Genova ha già iniziato a abrogare il discorso del suolo pubblico, Milano ci stanno pensando, ho detto che i colleghi ci stanno lavorando in questo senso per abrogare, e Roma uguale. Quindi noi come piccola comunità di Adria chiedevamo al sindaco se era possibile anche per noi per quest'anno darci una mano. Poi parlavo con gli altri commercianti qua della piazza che dicevano, visto il momento di crisi per gli acquisti, le robe, se era possibile spostare i parcheggi da 15 minuti il tempo di permanenza a 1 ora, sarebbe una cosa bella per permettere alla gente di venire a fare gli acquisti ad Adria. Basta, solo queste 2 cose. Poi a livello nazionale il discorso del caro bollette, l'energia elettrica, il riscaldamento, le robe hanno raddoppiato i prezzi, non ce la possiamo fare. Aspettiamo un attimo che si sistemi il discorso della guerra, che è una cosa bruttissima, è la cosa in primis, ma finito questo momento terribile bisognerà abbassare almeno il 50% le bollette, soprattutto per i paesi piccoli come i nostri, che adesso anche con la chiusura dell'autodromo che dava un po' di lavoro a tutti i locali, arrivava gente nuova, è un momento da darci una mano. C'è la libertà a un amministratore di dire facciamo pagare, non so, meno il plateatico, oppure addirittura non lo facciamo pagare? Bisogna chiederlo o comunque cercare delle soluzioni per compensare quel buco, tra virgolette, che si apre nell'amministrazione. Però se non si dà spazio all'imprenditore di andare avanti, è ovvio che chiude e poi il buco diventa ancora più grande, cioè non è che c'è tanto da discutere su questo. Renzo Sarti, imprenditore, costruttore, anche lei in questa serata per chiamare in causa anche l'amministrazione per darvi una mano. Voi cosa chiedete in particolare? Ma guarda, è un periodo molto difficile, molto delicato, sicuramente chiedere, già chiedere è già un verbo molto complesso, e in questo periodo io direi appunto di guardare avanti e incominciare a fare. Questo è l'importante, e l'unione è importante delle associazioni, dell'amministrazione, di tutti gli imprenditori, quello fa la forza, soprattutto in un posto, come diceva prima il dottor Padovan, come Adria, che è la capitale della cultura polesana, che è una città dove si possono fare tantissime cose. Con il sindaco Barberato cosa può rispondere l'amministrazione? Sì, noi adesso con l'avanzo di amministrazione, quindi parliamo tra qualche mese, vedremo le risorse che abbiamo a disposizione per poter fare un bando per poter permettere appunto la gratuità. In questo momento non abbiamo ancora il totale, per cui appena avremo le cifre dell'avanzo di amministrazione si faranno delle scelte e informeremo chiaramente tutte le associazioni di categoria, tutti i portatori di interesse. Quindi la volontà è quella di trovare queste risorse per poter dare questa risposta in un momento comunque particolarmente difficile. Ecco, lei più volte è intervenuto anche sul problema autodromo, ci diceva che state facendo qualcosa con tutte le amministrazioni, non ultimo applicando anche il prefetto. C'è qualche novità? Allora, a brevissimo veramente mi auguro che possano arrivare delle informazioni che chiaramente deve dare Sua Eccellenza il prefetto, perché parliamo di un tavolo che è convocato proprio dal prefetto. Il risultato per me come sindaco, che spero si possa realizzare, è quello di realizzare una gestione temporanea sportiva dell'autodromo fin tanto che la giustizia non faccia il suo compito. Quindi chiaramente poi nel momento in cui la giustizia avrà fatto il suo compito, poi in quel momento lì si saprà poi chi
chi andrà a gestire in maniera insomma definitiva, direi, la struttura, ma nel mentre non possiamo permetterci di tenere una struttura chiusa. Ecco, 2 anni di pandemia ha messo in ginocchio l'economia di tutta Italia e non solo. Adria come ha risposto? Onestamente, guardando anche la via principale, che è la via del Corso, molti sono i negozi chiusi. Avete voi amministratori la possibilità di aiutare o purtroppo non più di tanto? Allora, in realtà dal mio punto di vista, intanto un grazie enorme a tutti gli artigiani, a tutti gli imprenditori che hanno tenuto non solo diciamo botta, quindi hanno creduto nella loro passione, nel loro lavoro, nella loro vita fondamentalmente, e quindi un grande grazie a loro, un grande grazie a chi ha investito, perché in realtà durante la pandemia diverse attività hanno aperto, quindi in un momento in cui insomma magari uno dice caspita, ci vuole anche del coraggio nel senso bello della parola, ecco. E quindi io ti direi appunto, Leandro, che il saldo ad Adria in questo momento è comunque un saldo positivo nonostante la crisi, e questo grazie agli imprenditori. Il Comune nel suo piccolo ha fatto in questi anni di pandemia due bandi per aiutare appunto le imprese, dando proprio dei soldi a fondo perduto. Poi è riuscito sempre a gestire dei soldi che arrivavano dal governo e ha fatto altri bandi per poter diminuire la Tari proprio per le utenze non domestiche, quindi per le imprese, per gli artigiani, e anche questo sono delle forme di aiuto. Poi abbiamo fatto un terzo bando per aiutare anche le famiglie diciamo in difficoltà, per cui abbiamo creato dei bonus shopping, li abbiamo chiamati, per cui le famiglie poi li potevano spendere nelle imprese del territorio, quindi diciamo un duplice effetto positivo, un piccolo aiuto alle famiglie e un piccolo aiuto ai nostri imprenditori. Quindi moderatamente fiducioso? Sempre fiducioso. L'ultima domanda, PNRR, vi state attrezzando, avete fatto incontri come stanno facendo in tanti altri comuni? Certo, allora il PNRR è una sfida molto importante, ma è giusto che i cittadini capiscono anche molto difficile, perché proprio ne parlavamo prima con Leandro, non c'è solo un discorso di rendicontazione, ma c'è un discorso proprio di indici per cui l'obiettivo verrà misurato, devi raggiungere l'obiettivo, altrimenti devi restituire indietro i soldi. Detto questo, Adria si è già candidata a diversi bandi, e in diversi bandi è stata ammessa, stiamo aspettando il finanziamento, uno per la rigenerazione urbana da 5 milioni di euro, è capofila per quanto riguarda l'ambito sociale del distretto 2, quindi di tutti i comuni del Basso Polesine, del nostro delta, e ha fatto un altro bando per l'emergenza residenziale pubblica e un altro bando proprio questa mattina abbiamo mandato per le scuole, quindi insomma siamo direi sul pezzo, cerchiamo di portare a casa dei progetti importanti per pensare a Adria nel futuro, perché ecco l'ultimo messaggio che ci tengo, il PNRR serve a questo, non a capitemi a salvare qualcosa che è oggi in difficoltà, ma a creare qualcosa di nuovo, di sostenibile, che possa proseguire nei prossimi anni.